Ed ora è il momento di ritornare in studio con il nostro ospite di questa sera, Gastone Mascarin, consigliere comunale a Portogruaro per il PDL. A fine anno c'è stata una bella polemica tra voi e la maggioranza a colpi di manifesti. Ebbene, che risultati ha portato? Ma diciamo più che polemica, perché forse i cittadini sono anche stanchi di queste cose. Abbiamo dato mandato, abbiamo scritto ai cittadini quelle che sono state le nostre iniziative, le nostre azioni, e mi preme di dire che per esempio per i buoni mensa, dove prima la maggioranza aveva già annunciato un aumento 2011 e un aumento 2012, e li ho sentiti in queste sede venire qua a dire che invece in realtà hanno fatto marcia indietro perché per loro scelta. Proprio per portare una buona notizia alle famiglie, che è quella che pochi giorni fa, il 20 dicembre, la Giunta Comunale ha deliberato che non ci saranno per il 2012, quindi per la seconda parte dell'anno scolastico in corso, ulteriori aumenti. Ricordiamo infatti che all'inizio di quest'anno scolastico, dopo 2 anni in cui le tariffe erano state bloccate, quindi senza neanche l'aggiornamento Istat, il Comune aveva dovuto aumentare di 20 centesimi a pasto i costi appunto della mensa scolastica. Purtroppo non era scontato che nel 2012 riuscissimo a tenere le stesse tariffe per una serie di motivi legati alle difficoltà dei bilanci degli enti locali, ma fortunatamente invece quello che possiamo dire oggi è che non ci saranno appunto aumenti in questa seconda parte dell'anno. Ecco, impegnati poi nel 2012 l'amministrazione si impegna a continuare a ricercare soluzioni e strumenti per cercare di contenere queste spese, perché ci rendiamo conto che in questo periodo di crisi un aumento anche di tra virgolette solo 20 centesimi può pesare, esatto. Grazie quindi a Patrizia Daneluzzo, consigliere comunale di Portogruaro. Mi preme di dire che per esempio per i buoni mensa, dove prima la maggioranza aveva già annunciato un aumento 2011 e un aumento 2012, e li ho sentiti in queste sede venire qua a dire che invece in realtà hanno fatto marcia indietro perché per loro scelta, mi preme solo dire che forse qualcosa di nostro ce l'abbiamo anche messo, e i cittadini, che non sono dei stupidi, probabilmente se ne sono anche resi conto. Guardando al 2012 invece, quali saranno le richieste delle quali vi farete portatori verso l'amministrazione? Nel 2012 noi continueremo a fare la nostra azione, credo, e mi preme poter dire che stiamo facendo una discreta azione di gruppo con tutta la minoranza. Mi viene anche da dire che nel manifesto della controparte ho letto che tra i successi è stato messo il magazzino comunale. Non so se lei sa la storia del magazzino comunale, perché noi ancora quando eravamo nel consiglio precedente abbiamo fatto diverse interrogazioni in merito. Sono 10 anni che la struttura è già finita e sono 10 anni che il consiglio comunale, il comune di Portogruaro, paga 50.000 euro all'anno alla Vianello Impianti lì in Viale Cadorna. Nessuno ha mai capito il perché. In 10 anni fa 500.000 euro, avremmo forse probabilmente costruito un altro capannone a fianco. Se questo è un successo, vabbè, sempre ai cittadini poi la decisione e la scelta di valutazione. Grazie. Anche se ci sono state le elezioni di recente, vi state organizzando in vista delle prossime scadenze? Ma noi stiamo portando avanti a livello provinciale, adesso ci saranno i congressi. E noi sappiamo che le difficoltà nella politica in questo momento sono tante, la gente ormai ti vede probabilmente anche in cattiva luce, a frutto di tutta una serie di situazioni. Nel nostro piccolo Portogruaro io credo di poter dire che non si sono viste battaglie intestine, non si sono viste lotte, non si sono viste cattiverie, si è visto un discreto lavoro che porteremo avanti nel 2012, 2013, 2014 per presentarci nel 2015 più compatti possibile e cercare poi di prendere in mano le redini di questo comune e dimostrare di poter fare qualcosa di buono. Ma i rapporti con la Lega? Ma i rapporti con la Lega, vedi, in politica probabilmente ormai insegna anche la vita comunque ad ogni cittadino, a ognuno di noi, che non bisogna mai mettere barriere o chiudere porte, perché poi sono sempre le persone che fanno la differenza. Le persone vanno, vengono, cambiano, e con le persone si può costruire qualcosa. Con i simboli e solo con i loghi non si costruisce nulla. Grazie quindi a Gastone Mascarin, capogruppo PDL in Consiglio Comunale a Portogruaro. Grazie a voi. Noi da Portogruaro ci trasferiamo